E quindi siamo approdati alla seconda settimana. E giornate movie, montaggi movie e finalmente un po' di compagnia. Ehi no! Siamo tornati! Sister! Pensiero felice del 2021! Abbiamo degli obiettivi per 2021. Eccoli! Questo è il pensiero felice di oggi. Li abbiamo. Bene. Ora bisogna mantenerli. Non si molla mai, movie, mai. Grande. Mai. Cioè guarda che un po' di categorie. Ok. Adesso questo lo metto in stand by, faccio un po' di... Farei comunque ristorazione. Pensavo ad una cosa. Io, ogni volta che entro dentro questo studio, urlo. E non è normale che io entro qui, urlo, vi domando cose a caso e voi salutate ed è tutto finito. Oggi voglio che voi esprimiate ciò che state a fare. Stiamo facendo un fantastico report Ah, di fine trimestre per un nostro cliente, dove gli spieghiamo tutto l'andamento dei social, della pagina Facebook, Instagram e anche delle sponsorizzate, così il cliente può avere tutto sotto controllo, l'andamento della pagina, i dati, sapere tutto quanto del lavoro che stiamo facendo. qui? Che sta a combinare? Sono arrivati i pre-saldi, quindi andate tutti al centro commerciale, ma solo del vostro comune. Qui non si entra e si urla solo. Giusto? Giusto! Ciao. Mi sento veramente un figo per ben due motivi. Primo, è uscito il mio primo video sul canale YouTube e sta andando benissimo. Secondo, mi sono cascati gli occhiali da vista per terra e quindi ho deciso di sostituirli con dei meravigliosi e super alla moda Ray-Ban graduati. Che Stevie Wonder, spostati per favore, ma veramente spostati. Il re della tastiera, il Ray Charles di Final Cut. Ok, come potete vedere ho ripristinato la mia presenza di occhiali, un po' si sgama, ma reggerò ancora. È un martedì molto particolare, un martedì che forse, dico forse, entrerà nella storia di Movie. Stai mettendo un po' di pressione per caso? Forse qualcosa c'entra anche lei del perché oggi, martedì 11 gennaio 2021, sarà un giorno da ricordare. Forse, molto a lungo, ma non ve lo posso dire ora. Forse la mia arcata sopraccigliare sta parlando da sola, ragazzi. Oggi è mercoledì e io sto per partire in direzione Padova per andare a casa di Mick. Ma proprio lì dovevi andare. Alexa, devo registrare. Mick, mi avevi detto che ci sarebbe stato un effetto sorprendente e non è andato nulla. Ah, perché l'ho spento io qua. Guarda che bello, è funzionato. Lavorare con la serie A No, ma mi piace sentire ululati delle Ragazzi, scherzi a parte, in qualche modo ha preso un significato per me questo fondale, ma in realtà ha preso un significato la persona di Mick, una persona che mi ha fatto scoprire me stesso nel giro di poco tempo, capire dove volevo arrivare, capire che cosa volevo fare e soprattutto capire che anche dopo 5 anni che fai un lavoro continui ad imparare, continui ad imparare. In realtà, spoiler, ma io e lui ci conoscevamo già da un sacco. Sì. Non evitiamo di spiegare i motivi. Però in realtà lavoravamo già assieme, avevamo un'azienda a conduzione familiare. Ok, via Vicenza. Bei ricordi, Jenny Jen, bei ricordi. Per cominciare bene la giornata, caffettino a casa del proprio avvocato. Ditemi la verità, ragazzi, un avvocato personale che vi fa anche il caffè. Ditemi, chi ce l'ha l'avvocato che vi fa il caffè la mattina prima di andare al lavoro? Io sì. Solo Giovanni. Yes! Ebbene sì, anche oggi giovedì in compagnia. State lavorando per caso? Ovvio che sì! Quindi si comincia con il pensiero felice del giovedì.
Grazie Giovi che ci hai messo Alexa di qua per la musica. Pensiero felice del giovedì. Tanti auguri Luke! Vi racconto un aneddoto appena successo. Mi arriva tutta trafelata nell'ufficio di la Sara, dice: "Ma è successo! E ho cominciato a pensare, boh, non lo so, abbiamo vinto la lotteria, è stato, E le ho detto: "Ma che, dimmi", e lei mi ha detto: Radio Company ha la musica nelle storie! Sì! Ok? Lo capite? Se succede una cosa importante, come me la viene a dire questa ragazza? Come me la viene a dire? Ecco, ditemi, ciao! I movie, quando è il compleanno di un movigliano, noi facciamo le cose fighe. Ragazzi, tutorial veloce di come fare gli auguri in modo silenzioso durante la call della collega. Quando si inizia, un po' che è stato bene il lavoro, chiaramente, adesso Auguri a Luca, tanti auguri a te. Yes. E tanti auguri a te. Grazie. Per te, oddio. Oh Gesù. Nessuno gli Chiamami Gio. Laura, guarda. Non pensano più a noi. Scherzetto! Dai, che ti prendiamo in giro. Grandi. Ma tu lo sai che cosa sta per succedere? Tu lo sai? Cosa sta per succedere? Tu lo sai che cosa sta per succedere? No, cosa sta per succedere? Sta per cominciare il Movie Bar! È la demenza senile, la demenza senile! fai tutto da solo. Ma secondo voi i vicini nostri che cosa pensano? Vicini nostri, io lo so che ci seguite. O se non ci seguite, Movie Lab su YouTube. Vi teniamo compagnia, lo so. Secondo me vi divertite con noi. Al Movie Bar abbiamo Luca Fiore, chitarrista. E vai! Federico Malamà. E Rosario Giannattasio. E vai ragazzi! Nel frattempo si stanno caricando quasi 16 giga delle nuove puntate del corso memorabile. Non sai che cos'è memorabile? Vai sul sito www.justmic.com e capirai che cos'è memorabile. Modello stabilizzatore Marcus, comodo del trasporto. Detto dietro! Comodo del trasporto. E qui chi vuole essere ripreso si mette sopra. Bene! Ecco come lavorano questi due! E chi manda avanti tutto? Ho tutte le batterie scariche e mi piace questa penombra che mi si è creata. E facciamo così, mi metto vicino alle luci magiche del Movie Bar. Sono le... Gianni, che ore sono? 6:23. Sono le 6:23 di mattina. Bene, e vi mostrerò un raro caso di professionalità e serietà del team video. E siamo, ecco qua il mitico Giannino, in fase di revisione finale dei video di Micheletto Pane. Quindi prima di consegnare, che cosa succede? Il team video si riunisce, guarda gli elaborati e decidiamo le ultime modifiche, se ci sono modifiche da fare, prima di inviare il materiale al cliente. Tutto bene? Tutto bene? Ole, tutto bene dalla laguna lì? In questo momento non mi ricordo se vi ho mai detto che è venerdì e sto vivendo una sensazione bellissima, che è quella di aver preso tutti i lavori fatti nelle ultime 2 settimane e li sto riorganizzando in tutti gli hard disk di backup. Questo è un procedimento che crea in me delle sensazioni incredibili e ogni giga, ogni mega, ogni tera che viene passato da un hard disk all'altro tu sei soddisfatto, perché alla fine è frutto del tuo lavoro, è quello che hai fatto. È un pochettino come avere un orto, raccogliere le robe ed essere soddisfatti quando le si mangia, perché è qualcosa che hai fatto tu. Quindi passate i file dai vostri hard disk più che potete. Io vorrei farvi rendere conto di una cosa. Io sono onorato. Guarda che così però quando ti riprendo leggo az. Quindi mettiti sempre dritto quando cammini. Cioè, raga, scusate.
anche chi legge il libretto illustrativo parla così veloce. Pensiero felice del venerdì. Oh, ogni volta Devo faccia. prepararlo. Ma lo sai che te lo chiederò prima o poi. Tocca a Gianni. Tocca a Gianni. Tocca a Gianni. Tocca a Gianni. Siccome Gio noi ti vogliamo un sacco di bene, vogliamo che ti riguardi tutte le clip che noi adesso faremo in studio senza di te. Guarda cosa ho appena trovato. Il mio curriculum. La mail che Sara mi mandò nel 2017. 24 novembre 2017. No, sono sconvolta. 2017, Giovanni. E poi ci siamo visti a luglio 2018. 2017 ragazzi. Guardate, non sapevo ancora di diventare una giovane imprenditrice. Guardate questa social media manager che di cui non si vedono le pupille in quanto coperte dal riflesso di questo schermo. Unica luce abbronzante che ribatte e riflette sul suo viso. Notate la gobba curva dovuta a ore piegata sulla tastiera a digitare testi, numeri e cose che comunicano emozione per gli altri. Guardate come si massaggia le cervicali doloranti da giorni, settimane, mesi, anni passati. Reclina. Dietro ai nuovi di PCM. Ecco, ricordatevela così, questa ragazza in questa situazione, in quest'ombra, in questo venerdì triste, remoto. Ciao sister. Grazie che mi lasci qui. Un saluto. Finisce una settimana di lavoro, praticamente in studio. Da lunedì vi riporto sul set di un bel po' di video. Saluta Gianni.